E ieri una volta una principessa che vive in un bel castello con suo padre il re. E ieri una volta bella e tanti si innamoravano di lei. Anche un mago, quando la vide, pensò di preparare una pozione magica per farla innamorare, ma la pozione non aveva funzionato. Di fatto, qualche giornata in d'ora, la principessa era andata a fare una passeggiata in tal bosco e di lontano aveva veduto un bel giovane. Lui era un marangon che viveva sull'orlo del bosco, in una casetta di laboratorio, in compagnia di un sghiratto svolante. Il marangon si è innacquato dalla principessa e si è squinduto per via che si vergognava di presentarsi davanti di lei così pure mal vestito, anche se gli era innamorato di lei di tanto tempo. Il mago, furioso per il fallimento della pozione, ha trasformato la principessa in loaf. Il re, disperato, ascognisce al re il loaf sulla torre del castello e al promettere di dare alla principessa in sposa a cui che ne avesse ridere. Il marangon si presenta dal re e al dise che Alvarez fatto di tutto per salvare la principessa. Da di dopo il marangon agli entrate caverne, là che viveva il mago, per chiappare di squindos i libri de sfaturis e potemmo dare il lof in principesse, ma là entrate e era guardiate di un tra con 3 chiaffs. Un chiaff al scominciare a spudare fuoco, il marangon con un salto al sghindare fuoco e al ciri di passare. Ma il secondo chiaff al scominciare a buttare fuori glace. Il marangon al ciri di pararsi del glace, ma di banco a colpo a restare inglaciato. Per fortuna il sghirato svolante gli era lato da uno, con tu svol si intacca intorno di una stalatite e coi dintus le rosea fino a fare cola sulla glace che si creva, liberando il marangon. Ma anche al schiaff ha scominciato tra i saetis. Il marangon avviode il piede dal mago, li donghi e si parò con quel. Li saetis sbattevano quintri dal piede e tornavano da urlo. Il drac arrestò inceato. Il marangon al corre acchiappa il libri de sfaturis. Ma proprio in quel arriva il mago che al scominciare a correre da ur. Il marangon al passare di corse davanti dal drac warp e il princhiaf al buttare fuori una vampate grandone di flammis, ma il marangon al era già fuori de caverne. Gli flammirs al chiappare in pleno il mago che il ave da ur che al diventà a colpo cinese. Il marangon al tornare al castello e con gli autori dal libri al tornare da il lof in principessa. La principessa, vedendo il marangon, lo riconosce anche il giovane dal bosco che si era innamorato di lui. Si sposano con una grande fiestone e a vivere in contenti per tutta la vita.